Bella raga, si parte, siamo un po' e quindi iniziamo a divertirci o a prenderle, dipende. Fatemi chiudere Fritz, altrimenti magari il chess.com dice tu stai barando perché c'è il motore acceso. Ok, chiuso tutto, si parte. Siamo carichi, ora si parte. Andiamo, gioca nuova partita. Andiamo di 10 minuti. Vediamo un po' com'è questa situazione. E 4, l'avevo promesso. Vi sento chiaro e forte. Vi sento chiaro e forte. Grazie Colombo che si è trecentizzato. Gambetto Evans. Ok, devo fare così. Ok. Va bene. Accetto questa sfida del gambetto Evans, anche se... E poi in teoria c'è questa. Però doveva fare alfiere C5. Non so se D4 va bene. Vabbè, facciamo il Rocco. Io sto tranquillo così. Ma chi m'ammazza? Chi m'ammazza? Bene. Ok, finita tutta la conoscenza della teoria. Dove ci sarà D5 dopo questa? Però facciamo. Noi ci fidiamo del vantaggio di sviluppo, quindi penso che questo pedone qui si pentirà di darcelo. Vuole super controllare questo pedone, ma non è un problema perché adesso ne abbiamo D4. Tra l'altro con questo alfiere di 6 si è chiuso anche la spinta del pedone D, quindi credo che questo sia stato un errore e adesso dovremo cercare il modo per punire questo errore. Secondo me D4 ora è la risorsa migliore, senza ombra di dubbio. Calcoliamo insieme. D4, cattura qui, sulla cattura lì torre, F5 grave errore. Ok, dai, io penso che anche senza calcolare possa andare bene. Ma non fai semilampo? Semilampo, sì, 10 minuti. Semilampo, 15 minuti anche. Peccato, solo a me si blocca. Lo vedete bloccato, ragazzi? Spero di no. Qui sembra essere tutto ok. Ditemi se lo vedete, se vedete a scatti, che sarebbe molto preoccupante, mi sgaserei. A me no. Meno male. No, perché poteva essere che questo nuovo microfono, essendo power, che magari ciucciasse troppa banda e quindi che la mia connessione non teneva. Frederick Svel, la teoria dell'Evans dice che in caso di H6 potresti ancora tenere il tutto con il Rocco, così in caso di alfiere e di alfiere C5 e B4 ancora buono. Casparo Bene. Ok Marco, speriamo che tu possa risolvere con la tua connessione. Andiamo avanti a fare quello che dobbiamo fare. Allora, devo stare molto attento. Io forse alfiere B3 la gioco, perché se mi fa cavallo A5, a parte ci sarebbe sempre alfiere D3. Semplicemente cavallo B di 2, torre 1 facciamola, dai, tanto è una mossa che va fatta, quindi perché no, anche perché lui vuole spingere B5 adesso, quindi va bene, torre 1, poi mi sa che ci sono sempre i soliti piani stragiocati e ristragiocati. Come vedi, ecco, questo è un errore che vi consiglio di non fare mai, di muovere preventivamente H6 e A6 senza uno scopo ben preciso. Beh, allora a questo punto alfiere B3, cavallo A5, però il cavallo in C4, B3 te lo scaccio. Sì, dai, va bene. Cerchiamo di tenere ancora questo alfiere su questa bella diagonale il più possibile. E dicevo, magari se si può evitare questa roba qui. Bene, dopo questo c'è un doppio attacco su questo pedone, quindi cavallo B di 2 è essenziale, anche se con alfiere C2 si tiene a questo punto 2 volte, però penso che questa mossa debba essere giocata lo stesso.
quindi la giocheremo. Comunque ragazzi, il mio avversario è velocissimo. Oggi ho battuto un maestro nazionale, saranno le lezioni, ma penso anche al corso Master Think. Grande Ema, grande maestro nazionale, complimenti. Quanti punti aveva su chess? Hai giocato? A Rocco Lungo? Se fa Rocco Lungo a 4 lo distruggo subito. Lo distruggo, avete sentito come lo distruggo? Boh, non so perché ha fatto donne 7. L'unico motivo che mi viene in mente è Rocco Lungo. Ok. A 4. Però aspetta. A 4. B4. E B4 dove lo mettiamo? B4. Ci sarebbe anche questa, cavallo a 5. Lui mi cattura e si apre. Però lui non me lo ricatturerà perché è furbo. È molto furbo. Cavallo qui deve giocare G6. Bene, come vedete iniziano a giocare strabene. 1000 punti, iniziano a giocare bene. Beh, che questa vada fatta io credo che sia fuori discussione, quindi la farò. Però forse può essere pianificata meglio. Vabbè dai, facciamo questo e va bene così. Ciao, qui sono al ristorante ma ti seguo lo stesso ma senza volume. Grande Andrea, stai mangiando il dolce? Grande Robsy che si è trecentizzato. Attenzione che qui spingono sui 2000. Grande Erpingu anche. Ok, siamo carichi. Attenzione a non perdere per il tempo, che è molto importante. Potrei spingere a 5 togliendo al cavallo questa importantissima casa, ed è quello che farò in questo momento preciso. Ok, finora partita equilibrata, oserei dire. Si è aperta la colonna B, sono molto felice di questa cosa. Ok, tac, poi posso cambiare di donna, no, perché c'è alfiere C5, devo catturare di pedone, a meno che tac, no dai, non lasciamogli su questa. Cavallo B4, non penso ci siano cose devastanti, per ora ci sono un po' di attacchi qui, però ancora una volta penso che siano tutti risolvibili, anche perché c'è l'inchiodatura qui sopra, no? Ok. Questa mi viene abbastanza naturale da fare, visto che lui vuole attaccare questo pedone e soprattutto questa torre. Il mio alfiere non stava giocando e mi va benissimo, mi va di lusso. Fatemi pensare se può andare bene un cavalluccio, perché su donna qui forse riesce a prendere un tempo, forse sì o forse no. Poi segue donna qui e lui ha D5 come sostegno, quindi giochiamo tranquilli, va? Comunque sia, ho sia la colonna C che B, ragazzi, grazie per la trecentizzazione, grande. Bene, Svazio, stamattina ho raggiunto i 1899, non ho ancora toccato i 1900, quindi è un'emozione, però non ho ancora toccato i 1900. Allora, D6, mi devo muovere parecchio anche. Allora, iniziamo a creare un po' di pressure, che dici? Questo qui, io penso che sia una buona cosa. Ok raga, muovo, comunque questo muove troppo veloce, è veramente forte. Su donna qui, cavallo qui, questo muove veloce, che ci devo fare? Se muove veloce, la spinta di pedone, no, non apriamo, non diamogli controgioco con le torri. E niente, iniziamo a mettere la donna in faccia al suo re, in the face of suo re. Questo muove veloce, ma come fa a muovere così veloce? Attacco sul cavallo, attacco sul pedone F7.
Cioè, questo pensa di bestia sul mio tempo. Guardate come muove veloce. Mazzate, oh. Adesso forse ci pigliamo un pedone, ma una belva, una belva. A parte che in Spagna c'è una cultura scacchistica, ragazzi, fenomenale. Pedone F7 è troppo invitante per non prenderselo, quindi ce lo prenderemo. Mi spiace solo che cambieremo le donne e con 2 minuti sull'orologio non mi è piaciuta questa scelta. Con 2 minuti on the horologe questa scelta mi fa abbastanza pietà. Scacco, così il re va qui e posso iniziare a rompergli le scatole in questo modo. Ok, va bene. Se ora mi spara una torre qui e vado di alfiere C4, cattura, cattura, catturo. È una posizione... È una posizione. Chiamiamola così. Grazie ragazzi per le 300izzate che state facendo. E qui mi devo sbrigare perché la situazione inizia a essere difficile. La situazione inizia a essere complicata e questa si può perdere per il tempo tranquillamente proprio. Bellamente proprio. Non vedo cose interessanti, ma proprio per nulla. Quindi ce la giochiamo in difesa, la difesa di quel pedone. Vorrei liberare questo cavallo, ma è alla difesa di questo. Ecco, adesso gli faccio prendere l'avamposto. Lo so che non va fatta, ma anzi no, posso ancora aspettare. Posso ancora aspettare. E adesso questo cavallo lo buttiamo da qualche parte. È l'unico pezzo che non sta facendo veramente nulla. Anche qui non mi dispiace, onestamente. Onestamente anche qui non mi dispiace. Però forse andava portato sul suo re. Però qui fa sicuramente qualcosa. Grazie ragazzi. Ok. Ok, ok, ok. Mi devo muovere. Devo muovermi. Devo imparare a muovermi. Forse era meglio portare questa torre, ma va bene. 50 secondi. Comunque è veloce. Questo è veloce. Questa la perdo per il tempo. Questa la perdo per il tempo. Questo se la gioca. Se la gioca perché è veloce. È veloce. Se mette il cavallo qui, finalmente entro qui con questo cavallo. Non ho l'incremento, ragazzi, impresa assurda. Tra l'altro con questa si libera l'attacco qua. Ottima difesa. Raga, è dura, è durissima questa, veramente durissima. Veramente dura, doppio sulle torri. Dura, questa è dura da vincere. È dura dura, se non impossibile, perché non c'è un vantaggio così devastante per poterla portare a casa. Non c'è il vantaggio devastante. Chissà cosa si inventa ora questo. Questo pedone è fortissimo.
Boh, cercherò, penso di raddoppiare le torri, attaccare qui. Penso che farò una roba di questo tipo. Devo stare attento ai matti in ottava traversa. Devo stare molto attento. Sto pedone è veramente fortissimo. Ok, questo trucchetto non funziona più. Cazzata. Cazzatina, però la prossima mi riposiziono qui, quindi va bene. Ah, fatemi creare un buco per il re il prima possibile, se è possibile, possibilmente. Madonna, che ansia. Cavallo qui. C'era il doppio. Cazzarola, 19 secondi. Scacco matto. Ma è andata anche bene. Mamma mia, che ansia, ragazzi. Che ansia. Fatemi leggere un po' cosa state dicendo, che qui faccio tipo come Massimo Boldi. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!